Il quotidiano Grandangolo rivela oggi un nuovo particolare sull'inchiesta tra appalti e mazzette esplosa ad Agrigento e racconta che di inchieste potrebbero essercene addirittura due. È il 15 marzo scorso, scrive Grandangolo, e gli agenti della squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, stanno monitorando un incontro tra l'allora assessore regionale dell'energia, Roberto Di Mauro che si dimetterà dopo 20 giorni, ed il sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi. Quest'ultimo è anche l'imprenditore che si è aggiudicato l'appalto per i lavori di rifacimento della rete idrica della città dei Templi. I poliziotti, delegati dalla procura di Agrigento, sono al lavoro, scattano foto, annotano, registrano e identificano persone e veicoli in entrata e uscita. La loro attenzione si sposta però su un'altra auto che gravitava in quella zona. Dalla successiva verifica viene appurato che il veicolo apparteneva ad altra forza dell'ordine. Erano carabinieri, i militari, evidentemente delegati da autorità giudiziaria diversa da quella di Agrigento, stavano di fatto monitorando gli stessi obiettivi degli agenti. Il caso diplomatico tra polizia e carabinieri viene risolto poco dopo, ma la circostanza è tutt'altro che banale poiché significa che ad indagare su taluni personaggi coinvolti nell'inchiesta di Agrigento non c'è soltanto la procura